Welcome everybody, buongiorno a tutti. Questo è Te le do io l'America. Il sottoscritto che vi parla è Matteo De Sio, sempre qui per un'altra puntata con una rassegna ragionata, una rassegna stampa ragionata sugli Stati Uniti d'America. Sono successi infatti due eventi importantissimi in questa settimana che è bene discutere tutti insieme. Allora, iniziamo con le notizie, tra virgolette, meno importanti, con la prima, direi, importante per lavoratori americani, ovvero Boeing e i sindacati finalmente torneranno a parlare dopo gli scioperi degli ultimi giorni per quanto riguarda i lavoratori di questa multinazionale che, come abbiamo visto in queste puntate, non si è comportata benissimo con i lavoratori, non si è comportata benissimo neanche con i consumatori, mettendo in commercio e facendo volare aerei non adatti alla circolazione. Ricorderete, come ho citato più volte in questa rubrica, l'aereo dell'Alaska dove il portellone vola via, ricorderete i whistleblower, no? Le spie aziendali che hanno votato il sacco sulla sicurezza mancante all'interno dell'azienda Boeing, dove purtroppo questi ispettorati della sicurezza e del lavoro facevano notare le gravi difficoltà nel poter mettere in commercio aerei non adatti alla circolazione. Nonostante questo, i grandi capi dell'azienda hanno comunque deciso di metterli in circolazione, aerei che infatti poi dopo si sono dimostrati non perfettamente in linea con gli standard. Più di 30.000 lavoratori hanno protestato, hanno scioperato contro l'azienda Boeing. Si spera che poi si troverà una soluzione. Un'altra notizia meno importante rispetto a quelle che vi andrò a citare verso la fine, però sempre importantissima per quanto riguarda anche l'economia e anche possiamo dire anche quasi il tempo libero americano, è quello che riguarda l'azienda TikTok, no? Il social media molto famoso, probabilmente il più usato in questo momento storico, perché l'azienda TikTok e la sua parent company, come viene chiamata nell'articolo, ovvero l'azienda che poi ne è proprietaria, ovvero ByteDance, avrà una seduta d'appello questo lunedì, tra l'altro, per cercare di bloccare la legge che voleva inizialmente mettere in atto Donald Trump e che poi Joe Biden ha copiato, possiamo dire senza neanche troppe remore, una legge che poi metterebbe il divieto all'accesso dell'app TikTok a circa tutti gli utenti americani, ovvero 170 milioni. Quindi si parla di una legge che metterebbe in difficoltà sia l'azienda madre, sia poi anche gli stessi Stati Uniti, che dovrebbero riuscire a limitare l'accesso a un'app così importante. Veramente complicato. Un'altra notizia importante, questa per la salute, possiamo dire, degli americani, è quello che è successo negli ultimi giorni con l'uragano Francine, che addirittura questo uragano è arrivato sulle coste della Louisiana, dove vi è anche la famosissima città di New Orleans, e Francine purtroppo ha messo in difficoltà 250.000 abitanti della Louisiana che si troveranno senza elettricità, purtroppo. Uno dei tanti casi che avvengono negli Stati Uniti di uragani o di disastri comunque naturali, come purtroppo i roghi. Quindi bisognerà vedere se saranno veramente problemi del surriscaldamento globale oppure se sono eventi, disastri che accadono purtroppo per cause naturali. Ma passiamo a la prima grande notizia della puntata,
che purtroppo è stata quasi oscurata dalla seconda, ovvero il dibattito presidenziale su ABC News tra Donald Trump e Kamala Harris, quindi tra il candidato alle presidenziali del partito repubblicano Donald Trump ed ex presidente, e Kamala Harris, l'attuale vicepresidente e candidato alle presidenziali per il Partito Democratico. Un dibattito che ha messo in difficoltà, possiamo dire, Donald Trump, che secondo me è stato mal consigliato dal suo staff, con varie notizie che sarebbero dovute rimanere, secondo me, all'interno della bolla repubblicana, ovvero quelle che poi vedremo più avanti nella descrizione del dibattito, soprattutto le notizie per quanto riguarda gli immigrati haitiani nella città di Springfield, Ohio. Ma cominciamo con una breve descrizione di quello che è avvenuto. Innanzitutto con la prima domanda, ad esempio, legata all'economia e a quello che ha lasciato la presidenza Trump all'amministrazione Joe Biden, e una Kamala Harris che risponde con il nulla, come sempre. Con il nulla, con zero contenuti, ovvero si descrive come un appartenente alla classe media, una classe media molto ricca, possiamo dire, vedendo i suoi genitori, tra cui il padre, che poi sarà citato da Donald Trump come professore universitario di Stanford. Trump che lo chiamerà marxista all'interno del dibattito. Questo purtroppo anche viene un po' dall'educazione americana per quanto riguarda la politica, che tutto quello che non è liberale, come lo intendiamo noi, è marxista per quanto riguarda gli americani. Però possiamo dire che ripeto, ha risposto con il nulla, ha parlato di soldi per le famiglie, ma non ha dichiarato un piano preciso. Ha parlato di $50.000 di deduzioni per le tasse per start-up, piccole imprese e famiglie, ma sembrano parole buttate nell'etere, nell'aria, senza un piano preciso, cosa che con Trump hanno chiesto ogni possibile piano, ogni possibile punto per ogni sua idea economica. Invece con Kamala Harris tranquillamente può dire quello che vuole. Tra l'altro la stessa Camera che ha parlato di tariffe, di tasse per la popolazione, quando in realtà Trump spiega che in realtà sono tasse per quanto riguarda tutti gli alleati, tra virgolette, tutti i paesi amici che non hanno pagato niente, a dire di Trump, per 75 anni. Trump, ricordiamo che comunque è stato il presidente americano che ha cercato di far pagare il 2%, ovvero il limite minimo per la NATO, per la difesa per ogni paese NATO. Tra l'altro ha sgridato anche l'Italia di Conte. Un Trump che quindi, giustamente, secondo me, in questo caso, sta dichiarando che non è giusto che gli americani debbano pagare per tutto il blocco occidentale. Tra l'altro ha detto che sono tasse, che sono anche imposizioni che riguardano soprattutto la Cina. E su questo punto avrebbe potuto continuare. Anche con l'inflazione ha detto che nonostante la pandemia non vi era alcuna inflazione, non vi era alcuna difficoltà anche per quanto riguarda il mercato azionario, che anzi stava ritornando ad essere ai livelli pre-pandemia addirittura nel 2020. Su questo punto Kamala Harris non ha assolutamente risposto, quindi possiamo prenderlo per vero? Non ci sono neanche fact checker diciamo che non hanno neanche cercato di smentire anche questo punto, pertanto possiamo prenderlo per vero, dato che con Trump si cerca di guardare anche le virgole. Intanto poi
successivamente, nei punti successivi. Kamala Harris ha cercato di appioppare il progetto 2025 direttamente alla persona Donald Trump e non magari ad ex collaboratori vicini, come ve ne avevo parlato brevemente in una scorsa puntata. Anche qui i fact checker, anche i conduttori che invece con Trump hanno cercato di fare qualche fact checking live, hanno cercato di vedere qualche punto del discorso del candidato alla presidenza del Partito Repubblicano Donald Trump in diretta, cercando di correggerlo, ma con Kamala Harris, quando ha detto queste bugie, non vi è stata alcuna correzione. Purtroppo. Perché poi si è fatta, secondo me, la figura del solo Trump che dice inesattezze, che probabilmente era anche quello che avevano in mente quelli di ABC News, che sono più vicini alla sinistra democratica americana. Infatti Kamala Harris comunque il dibattito su Fox News per ora non lo ha accettato. Aspettiamo e speriamo che accetti, anche perché Fox News, ripetiamo, è la rete televisiva, è il network televisivo più vicino alle idee repubblicane. Quindi una Kamala Harris che abbiamo visto stava cercando di appioppare il progetto 2025, Trump che risponde ovviamente che non lo ha neanche letto e non proverà neanche a leggerlo, ripete giustamente che vi è stata una pandemia con tantissimi purtroppo morti, con difficoltà anche economiche. Nonostante questo l'economia è riuscita a ricostruirsi in pochi mesi grazie all'amministrazione Trump, a suo dire. In più parla proprio dei posti di lavoro che l'amministrazione Biden è riuscita a creare con la pandemia e post pandemia, e parla proprio di bounce back jobs, ovvero di lavori che magari sono arrivati, posti di lavoro che magari si sono creati grazie al fatto che l'economia è migliorata ovviamente con il miglioramento della condizione economica post pandemia, e quindi non sono veri e propri lavori creati grazie all'amministrazione, ma per l'inerzia, per l'inerzia, per il fatto che comunque la condizione economica americana è migliorata da sé. Un altro punto molto importante, oltre all'economia, è quello che riguarda l'aborto. Adesso ve ne parlo subito perché secondo me è un punto molto importante che diciamo che tutta la stampa democratica e magari di sinistra italiana vuole addossare a Donald Trump. Quindi un aborto che sembra a loro dire illegale in tutti gli stati dopo che la Roe contro Wade, che è la sentenza che regolava la legge federale per quanto riguarda l'aborto, è stata abolita nel 2022. In realtà, come dice Trump, giustamente, l'aborto, dato che è un tema molto delicato, è giusto che sia votato da Stato a Stato. Non è che abolendo la sentenza Roe contro Wade vi è stata un'abolizione di ogni possibilità di mettere in vigore una legge per quanto riguarda l'aborto. Semplicemente la popolazione e quindi la sensibilità del singolo Stato ora con il voto riesce finalmente ad essere determinante, e su 50 stati l'Alabama, l'Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas e West Virginia hanno bandito l'aborto, ma non è detto che vi saranno poi future votazioni, futuri referendum statali, e quindi non è detto che in questo momento questo divieto di aborto possa essere poi
ribaltato. Invece per quanto riguarda l'Arizona e la Florida vi è un limite per l'Arizona di 15 settimane dall'inizio della gravidanza e invece dalla Florida di circa 6 settimane. Tra l'altro con la Florida Trump che andrà a votare a favore di un aborto con queste misure. Anche la Georgia ha un aborto di circa 6 settimane, poi c'è scritto as early as 6 weeks, quindi circa 6 settimane. L'Iowa pure rimane con 6 settimane di gravidanza, il Nebraska con 12 settimane, il North Carolina con 12 settimane, il South Carolina con 6 settimane dall'inizio della gravidanza e lo Utah con circa 18 settimane. Ancora devono decidere lo Utah precisamente, però vedete nell'articolo di CNN viene segnato come legale, ma con il fatto che debba essere certificato molto presto la volontà di abortire. Quindi in realtà l'aborto è illegale solo nei primi stati che ho citato in precedenza, quindi l'Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, che comunque la maggior parte sono stati del sud degli Stati Uniti che hanno una sensibilità diversa rispetto a quelli del nord degli Stati Uniti. Non è detto che sia una sensibilità sbagliata, sarà poi a decidere la popolazione. Invece è un tema che Kamala Harris, probabilmente per mostrarsi come donna forte, quindi parlava addirittura di lasciare solo la decisione per quanto riguarda il singolo cittadino di sesso femminile. Quindi per Kamala Harris possiamo dire che i sessi sono due e non una decina, come invece accade per altri democratici. Invece, tornando diciamo al momento serietà, Donald Trump ammette come eccezioni lo stupro, l'incesto e la vita della madre. Come dice lo stesso Ronald Reagan, e anche l'85 dei repubblicani la pensa come lui, a suo dire. Quindi era una legge che, come abbiamo detto più volte, tra l'altro, secondo Donald Trump, doveva essere decisa da Stato a Stato e che più volte i legislatori, che più volte i studiosi della legge avevano dichiarato quanto fosse indispensabile. Ma rimanendo su un tema centrale del dibattito, che secondo me sarebbe dovuto essere un tema meglio gestito da Trump durante il dibattito. Perché? Perché ha giustamente detto che vi sono tantissimi immigrati irregolari che sono ormai all'interno dello Stato a stelle e strisce, ma ha parlato di criminalità sì, ma ha tirato fuori un tema non ancora dimostrabile in maniera netta come il fatto che gli immigrati provenienti da Haiti possano poi cibarsi in momenti di difficoltà dei animali domestici degli abitanti di Springfield in Ohio. Quindi sarebbe stato meglio, come tra l'altro abbiamo detto più volte in questa rubrica, ma anche gli stessi appartenenti allo staff di Trump in teoria hanno sempre riportato queste convinzioni, ovvero era importantissimo dire che nella sola Florida centinaia di milioni sono stati spesi dalle autorità statali solo per l'assistenza medica, quindi neanche per l'ospitalità, neanche per il cercare lavoro o per la deportazione, per assistere a immigrati irregolari. Quindi, secondo me, si è data una zappa sui piedi, come si suol dire, inutilmente, cercando magari la
notizia sensazionalistica. E qui può essere che ha sbagliato, anche perché ha alienato, secondo me, qualche voto, non solo degli abitanti di Springfield in Ohio, ma anche di tanti moderati. Ritorniamo poi sempre alle questioni più importanti del dibattito. Kamala Harris, che appunto non è mai stata fermata dai moderatori quando ha parlato dei vari borders, quindi dei confini americani, nonostante le tante inesattezze. Ma possiamo dire che la cosa più importante è che Kamala Harris ha detto poi il nulla per quanto riguarda le sue, ripetiamo, il nulla per quanto riguarda quello che vorrebbe poi fare. Ha cercato di punzecchiare Donald Trump, qualche volta Trump ci è cascato, però non ha mai dato indicazioni precise. Forse quello che vuole il popolo americano? Forse sì, forse preferisce il nulla a fatti concreti. Infatti, Donald Trump, quando ha parlato dell'Afghanistan, un altro punto secondo me importantissimo, dove sono stati lasciati morire tanti collaboratori, o comunque in condizioni difficili tanti collaboratori, dopo la fuga, non la ritirata, ma la fuga che è avvenuta con l'amministrazione Joe Biden, Trump giustamente ha picchiato duro sul fatto che in Afghanistan e in altri momenti dell'amministrazione Biden per quanto riguarda la politica estera è stata ammessa proprio grazie alla gestione di questi eventi, una totale inefficienza per quanto riguarda la gestione di politica estera dell'amministrazione Joe Biden. Un'altra, per quanto riguarda invece il dibattito, ABC News, tra l'altro, ha fatto fact-checking per quanto riguarda la Harris dopo il dibattito. Infatti, una presentatrice ha fatto notare come Kamala Harris abbia detto un'inesattezza, ovvero non è vero che non ci sono più soldati americani fuori dal confine americano che stanno intrattenendo o che sono coinvolti in zone di guerra. È falso, perché ci sono circa, che noi sappiamo, 900 soldati in Siria, 2500 soldati in Iraq. La sua, diciamo, co-conduttrice l'ha buttata un po' in caciara dicendo che Donald Trump sta vicino a Putin, mentre lei cercava di dimostrare che come può il commander in chief, come può il capo delle forze armate non sapere o mentire, che sarebbe anche la cosa forse più grave, sulla locazione delle truppe americane. Un'altra notizia, tra l'altro, rimanendo sugli strascichi del dibattito elettorale, è che il Messico sta fornendo dei bus agli immigrati irregolari che vogliono passare il confine. È una notizia che viene da Fox News e mostra come l'amministrazione Biden non riesca neanche a stringere gli accordi che siano ottimali per gli Stati Uniti con un vicino come il Messico. Ma la notizia, diciamo, del giorno, di ieri, la notizia proprio fresca, è quello che è successo purtroppo vicino al campo da golf di Donald Trump, ovvero in Florida sono avvenuti degli spari vicino al campo da golf di Trump ed è stato arrestato un uomo di 58 anni che viene dalla Hawaii, Ryan Wesley Ruth, che voleva mettere fine, purtroppo, anche lui alla vita di Trump. Ovviamente la stampa mediatica vicino ai democratici non ha trattato la notizia nella maniera corretta, addirittura su CNN non è neanche la notizia principale, mentre in altre reti televisive hanno detto che è colpa di Trump per i toni che usa. Un Ruth che sui social era contro addirittura
l'appoggio di ogni possibile aiuto di ogni possibile fine, anzi, della guerra in Russia e Ucraina. Un Ruth che ha lasciato all'interno del proprio bus, all'interno del proprio camioncino, un fucile d'assalto AK-47, che è quello usato soprattutto dai terroristi in Medio Oriente, due zaini, una macchina GoPro con cui probabilmente si voleva filmare, perché sono delle piccole telecamere che si utilizzano soprattutto per quanto riguarda la registrazione di quello che uno poi fa durante il proprio tragitto. Vengono solitamente messe magari davanti a una bici o davanti al cruscotto della propria macchina per filmare il tragitto. Quindi era un personaggio che aveva in mente di filmarsi durante probabilmente l'assassinio, quello che lui aveva in mente di fare, contro Donald Trump. Un Ruth che aveva dichiarato nel 2020 un sostegno a Joe Biden a Bernie Sanders contro Joe Biden, chiamando Joe Biden Sleepy Joe, ma aveva anche cercato di criticare Joe Biden su X, dicendo che bisognava lasciare l'America democratica e libera, quindi contro anche Donald Trump. Così ha dichiarato sui social, quindi comunque le sue intenzioni sembravano chiare. È assurdo che i servizi segreti siano ancora una volta trovati impreparati per quanto riguarda la difesa della salute di Donald Trump. Per fortuna questa volta non è riuscito nessuno a sparare direttamente all'ex presidente, però abbiamo visto come la comunicazione per quanto riguarda i democratici metta in difficoltà la vita, la salute di Donald J. Trump. Un'altra notizia, sempre per quanto riguarda questo tentato assassinio in Florida, il governatore DeSantis, repubblicano, giustamente metterà ogni possibile risorsa per l'investigazione. Infatti investigherà poi, tra l'altro, l'FBI, che sarebbe la polizia federale. Quindi un'investigazione che speriamo porti finalmente alla luce le possibili falle dei servizi segreti, per non vedere né Kamala Harris né Donald Trump in pericolo di vita, perché non è questa la politica che vogliamo. Tra l'altro, mi ricordo benissimo anche i post sui social in cui veniva criticato J.D. Vance, che davanti alla propria figura nei vari comizi elettorali metteva una rete antiproiettile. Abbiamo visto che quindi gli attentati provocati da pazzi sobillati da questa comunicazione politica sempre più aggressiva fanno poi nascere nella mente delle persone pensieri di voler portare fine alla vita di uno dei due candidati. Solitamente in questo momento non si sa perché, lascio a voi le speculazioni, si tratta sempre del candidato alle politiche del partito, candidato alle presidenziali del partito repubblicano, Donald Trump. E con quest'ultima notizia importante vi lascio. Spero che per voi sia una buona giornata e una buona settimana. Alla prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà, dalle 10 alle 10:30, per parlarvi degli Stati Uniti. Grazie ancora. Avete ascoltato Te la rido io, l'America. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera.